Buongiorno, Luca Crepaldi, la voce di Rovigo e Chioggia in diretta. Siamo con Massimo Barbin, presidente del distretto etico di Chioggia e Rovigo. Oggi si presenta Blue Coast Agreement 2030. Cos'è per lei questo progetto e cosa può portare per il territorio del Polesine di Chioggia? È un'ulteriore opportunità. Ormai da qualche anno parliamo sempre più di sostenibilità, di interventi per migliorare l'ambiente, il contesto in cui un settore qual è quello ittico estremamente importante oggi si sta cimentando. Io da inguaribile ottimista vedo sempre il bicchiere mezzo pieno e quindi vedo anche in questo settore, che è il settore dell'ambiente, del miglioramento delle condizioni, del trattamento dei prodotti e della pesca in senso stretto, come una nuova opportunità, una nuova frontiera per le imprese, già oggi prese con migliaia di problematiche legate al settore. Ma l'attenzione che si sta dedicando al tema della sostenibilità può diventare una vera opportunità. Dobbiamo lavorare in quest'ottica, la ricerca sarà un supporto fondamentale, la collaborazione col mondo universitario, con i laboratori di ricerca saranno anche queste occasioni imprendibili perché veramente il sistema ha bisogno di fare un salto di qualità. E qui oggi credo si tracciano le linee, è un'occasione per arrivare al 2030, al 2030 preparati anche sul piano operativo ma anche sul piano culturale il settore che oggi merita tutta l'attenzione del caso. Non dimentichiamoci che per il Veneto rappresenta un PIL importante, è il 17% del PIL nazionale della pesca si fa qui in Veneto, il distretto ittico di Rovigo e Chioggia comprende circa 3.000 imprese, 1 miliardo di fatturato, 8.000 addetti. Credo che meritino attenzione, rispetto, ma consapevolezza di quanto ancora può dare.